Noi utilizziamo le parole per definire le cose, però a volte succede che le cose cambino nel frattempo e le parole invecchiano. E quindi usiamo parole vecchie per definire realtà nuove, oppure utilizziamo parole nuove per definire realtà vecchie. Io oggi voglio provare a saltare il fossato rappresentato dalle parole e andare a vedere le cose come stanno. Ora, prima in un intervento che mi ha preceduto, credo, sì, se non ricordo male, era l'intervento di Massimo D'Addea, c'è stata un'affermazione di questo tipo, che io in larga parte condivido, però voglio provare ad analizzarla, perché secondo me può essere utile proprio partire da questa asserzione qui. L'autonomia speciale sarda è fallita, dobbiamo rivendicare la sovranità. La specialità sarda è fallita. È un giudizio che io condivido, poi magari provo anche a spiegare nel dettaglio perché. È la specialità del Trentino Alto Adige? È la specialità della Valle d'Aosta? È la specialità del Friuli Venezia Giulia? Lasciamo perdere la specialità della Sicilia, perché quello è un caso a sé stante, che per certi versi è paragonabile alla nostra specialità, mentre per altri se ne discosta per caratteristiche peculiari della Sicilia, che adesso insomma, sulle quali adesso non è il caso di soffermarsi. È fallita la specialità delle regioni del settentrione, delle 3 regioni del settentrione che ho elencato prima? La risposta è no. Vi propongo un'altra domanda. Il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e la Valle d'Aosta sono veramente regioni speciali o forse vivono una condizione istituzionale che guarda un po' per certi versi si avvicina parecchio alla sovranità? Secondo me la risposta corretta è la seconda. Cioè, se per sovranità, attenzione, guardiamo, proviamo a squarciare il velo dei simboli, andiamo al significato delle parole e rapportiamole alle cose come effettivamente sono. Se per sovranità noi intendiamo l'insieme delle funzioni pubbliche che un potere sovraordinato esercita su un territorio, se per sovranità intendiamo la somma dei poteri supremi, beh, al Trentino Alto Adige, alla Valle d'Aosta e al Friuli Venezia Giulia, ma direi alla Valle d'Aosta, al Trentino Alto Adige, manca così perché di fatto siano entità territoriali sovrane. Sapete perché? Perché lo Stato italiano nel Trentino Alto Adige e nella Valle d'Aosta non c'è. Tutte le funzioni pubbliche, ormai quasi tutte le funzioni pubbliche, sono state interamente regionalizzate. Chi finanzia il sistema degli enti locali in Trentino Alto Adige e in Valle d'Aosta? La Regione. Chi finanzia il sistema universitario in Trentino Alto Adige e in Valle d'Aosta? La Regione. Chi si preoccupa, faccio un esempio perché questo rappresenta proprio una competenza sovrana per eccellenza, chi sovraintende la manutenzione delle caserme, cioè chi è che esercita funzioni che in qualche modo hanno a che fare con la tutela dell'ordine pubblico in queste regioni qua. Ancora una volta la risposta è quella di prima, la Regione. Lo Stato, in queste 2 regioni del nord, vigila sul rispetto dei confini territoriali e garantisce un po' di ordine pubblico. Tutto il resto è a carico della Regione, sia da un punto di vista funzionale e competenziale, perché le competenze pubbliche sono materialmente esercitate dalla Regione, e attenzione, secondo punto che non è trascurabile, sono a carico della Regione anche da un punto di vista finanziario. Guardate, la specialità intesa in senso forte non è altro che nel mio territorio gli organi che rappresentano il corpo elettorale del mio territorio aspirano ad esercitare la totalità delle funzioni pubbliche e a finanziarle col gettito fiscale che è prodotto dal territorio. Questa è la specialità. Perché in Sardegna non siamo arrivati ad una situazione di questo tipo? Per diverse ragioni. Alcune sono state già elencate prima. Sicuramente una parte grande di responsabilità deve essere attribuita alle classi dirigenti. E per classe dirigente non mi riferisco soltanto alla politica, perché la politica non è che si libera nel vuoto. La classe dirigente è l'università, è la classe imprenditoriale, sono le avanguardie culturali, l'associazionismo. Insomma, la classe dirigente sarda non ha imparato in questi decenni a gestire l'autonomia.
Tanto è vero che la regione sarda, se paragonata non soltanto alle regioni speciali, ma anche al complesso delle regioni ordinarie, forse è la regione italiana che esercita meno competenze di tutti. La presenza dello Stato italiano in Sardegna, cioè la presenza dello Stato italiano qui è maggiore che in qualsiasi altra regione italiana. Ma perché? Perché noi queste competenze non le abbiamo mai rivendicate. Un esempio per tutti, il finanziamento degli enti locali. Sapete chi finanzia il sistema degli enti locali, soprattutto in Sardegna? I trasferimenti statali. E perché? Ma perché la regione è sempre stata molto timida nel rivendicare questa competenza. Perché rivendicare una competenza significa poi gestirla, significa avere le strutture per farle, la cultura per farlo. Quindi, attenzione, io vi invito a riflettere su questo paradosso. In Sardegna le classi dirigenti non si sono abituate all'autonomia e però chiediamo la sovranità e l'indipendenza. È un paradosso? Questa è una domanda provocatoria che vi rivolgo. Sì, è un paradosso, ed è un paradosso sul quale vi invito a riflettere. Altre cause che hanno generato la crisi della nostra autonomia. Il fatto che la Sardegna è un territorio povero. La capacità fiscale per abitante della Sardegna non è paragonabile a quella del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta. Lì, col gettito fiscale prodotto dal loro territorio, non soltanto sono in grado di finanziare abbondantemente tutte le funzioni pubbliche, ma sarebbero in grado di finanziare anche tutte le restanti funzioni, quelle che attualmente vengono esercitate dallo Stato. Se la tutela dell'ordine pubblico fosse posta a carico del Trentino Alto Adige, il Trentino Alto Adige avrebbe i soldi per farsene carico. Quanto manca per arrivare alla sovranità? Se si dovesse realizzare una situazione di questo tipo, quanto mancherebbe per arrivare alla sovranità? Pochissimo. Questo significa che in realtà la specialità non è il contrario della sovranità, ma la specialità, se correttamente intesa, se declinata autenticamente, se vissuta effettivamente, se esercitata, in realtà è l'approdo graduale alla condizione di indipendenza, perché la storia non ammette scorciatoie. La sovranità politica non precede, ma segue l'indipendenza economico-finanziaria. Prendiamo il caso appunto delle Fiandre. I belgi di nazionalità olandese, che sono la parte ricca, adesso pretendono il distacco, ma pretendono il distacco perché avanzano la pretesa di poter fare da soli, e possono fare da soli perché hanno la capacità di farlo. Perché la rivendicazione di indipendenza è sempre fatta dalle comunità territoriali più forti, economicamente e demograficamente? Perché hanno le gambe per poter camminare da soli. Quindi attenzione, non ci sono scorciatoie. Io credo che l'indipendenza nei termini in cui è stata declinata prima, sia un traguardo che ci dobbiamo porre, perché l'argomento che portava Lopez Tena è un argomento, come dire, ineludibile, inconfutabile. Se una maggioranza di persone, o una stragrande maggioranza di persone, stanziate su un territorio, decide democraticamente che quel territorio si costituisce in ordinamento indipendente, contro la ferrea logica democratica di questo argomento non è possibile opporre alcunché. Quindi l'indipendenza ha un fondamento democratico. Però io vi invito a riflettere sul processo graduale attraverso il quale conseguire questo traguardo.